continua, gentili telespettatori, il nostro viaggio alla vigilia della Grande Guerra proprio lungo la terra di confine, quello che separava, ricordiamo, il Regno d'Italia dall'allora impero austro-ungarico. Quest'oggi siamo davanti alla vecchia dogana austro-ungarica di Visco. Allora passiamo subito la parola al nostro storico di fiducia, Ruccio Tassin, al quale chiediamo un po' cosa ci racconta in questa puntata. Qui possiamo dire che il confine è sempre stato un confine importante. Solo per un periodo è stato confine interno tra l'Illirico, che era a est, il regno dell'Illirico, e il regno del Lombardo-Veneto a ovest, che erano regni interni alla duplice, a quella che diventerà nel 67 la duplice monarchia. Non era ancora, è diventata nel 1867 la duplice monarchia. Comunque prima è stata confine un po' da sempre, anche perché c'era Venezia a ovest e a est c'era l'Austria. Questo era il primo paese austriaco, questo ufficialmente dal 1521, dal Trattato di Worms del 1521, ed era anche importante questo passo perché c'era anche la posta, oltre che, e poi era sulla strada, diciamo tutte le strade, si capisce, portano a Venezia, ma era su una strada che andava direttamente fino a Venezia e poi andava a est fino a Vienna, tant'è vero che aveva il suo, era un punto strategico. Sì, tant'è vero che diceva che era nato il proverbio vis, viars, viene, no? Che diceva le tre città più importanti dell'impero. Però l'importanza era anche un'importanza per i traffici, e difatti in età teresiana ci fu una dogana. Questa dogana invece è stata eretta quando è diventato confine questo luogo tra l'Italia a ovest e l'Austria a est, e cioè dopo la cosiddetta terza guerra d'indipendenza nel 1866, e questa dogana si sa che esisteva dal 1874, là in fondo è la dogana italiana, quella più piccola, no, è tutta intera, è stata restaurata da privati, e qui abbiamo l'osteria del confine che si sa che esisteva, sì, dall'epoca, era sede di contrabbandieri che stavano in pianta stabile, perché confinaria aveva un contrabbando fiorente, e quelli di Mortean erano chiamati Blave non perché avevano il miglior grano turco, cose del genere, ma per sé che stava in Plata sta Blavis, e qui più di qualcuno anche ci ha rimesso le penne, nel senso che è stato mandato dopo al confine, no? Perché il contrabbando era sopportato fino a un certo punto, sanzionato, ma se c'era un contrabbando piuttosto corposo, qui tanto per dire, passava già la droga, i primi del Novecento. Lei mi ha raccontato di un aneddoto, no? C'è una foto che vedranno i nostri telespettatori di un particolare all'interno della dogana del confine, il cosiddetto controllo carri, e da lì lei mi ha raccontato una bellissima, tra parentesi, una bellissima novella. E raccontava di Jakub Daiseis. Jakub Daiseis a un certo momento faceva contrabbando di prosciutti, e veniva sempre con donnone che avevano le gonne amplissime, come tutti dicevano, tutte le donne di quel tempo, e sotto avevano di tutto, no? La famosa bottega aperta. Ecco, e a un certo momento lui dava colpi sulle cosce di queste signore e diceva "oh se bien i miei persus, oh se bien i miei persus", e i doganieri ridevano, e lui invece faceva effettivamente contrabbando di prosciutti. Ma è stata una signora molto agghindata, tutta ingioiellata, che ha portato una polvere bianca che poi, fatta analizzare dal farmacista di Iello, sono risultati ben 3 kg di cocaina. Parliamo del 1901, no? Sì, primi del Novecento, quindi già a quel tempo i ricchi se la davano, se la sniffavano, e come.
Poi c'era il solito traffico per Palmanova, perché è chiaro, qui quando Palmanova è stata fondata nel 1593, la nostra capitale, che era Gradisca, perché Visco faceva parte prima del capitanato di Gradisca, poi della contea di Gradisca, ha cessato di avere quell'importanza che aveva e Palmanova è salita in verticale, anche se c'era una certa dei rapporti piuttosto aspri tra Visco e Palmanova, tant'è vero che quando qui è arrivato... Possiamo ricordare che questa tra l'altro è la via napoleonica? Sì, è una vecchia strada che collegava appunto Codroipo con sì, poi Napoleone è stato un po' dappertutto, è come D'Annunzio nella prima guerra mondiale, si dovrebbe mettere una lapide dove non è stato, qui non è stato Napoleone, qui non è stato D'Annunzio. Beh, questo posto quando è scoppiata la guerra è diventato importante per le retrovie perché aveva qui accanto, dove era la caserma, l'ospedale attendato più grande d'Italia. Questo non lo dico io, questo per l'affermazione di un maggiore chirurgo che ha operato dentro, il maggiore Floriano Ferrazzi, che ha fatto una serie infinita di fotografie anche qui in diverse parti del Friuli e ci ha offerto con i suoi appunti dietro ogni fotografia una piccola storia. Purtroppo i nostri musei non hanno comprato queste fotografie, le ha comprate il museo di Rovereto, anche se erano state offerte ai nostri musei, e qui dentro era un luogo di dolore perché sono morte più di 560 persone, in gran parte soldati italiani, ma anche soldati austriaci e anche gente della nostra gente, perché era un ospedale contumaciale. C'è anche una leggenda nera. Dicevano che quando andavano dentro i nostri li facevano un'iniezione e li ammazzavano. Non è per nulla vero, semplicemente chi aveva il colera quella volta la scampava molto ma molto di rado. E poi ecco. Nascono, come si dice, le famose leggende. Sì, ma non solo qui, io l'ho sentita da più di un vecchio. E poi è stato un luogo sempre di dolore perché dopo la nostra vittoria, della nostra gente qui di Caporetto, qui hanno fatto un campo profughi del Piave e sono stati 400 profughi del Piave fino al 1923 che non se la passavano bene, perché non se la passava bene nessuno quella volta, ma loro in modo particolare. Difatti andavano per i paesi a cercare l'elemosina e poi, come si sa, nel 1943 è venuto il famoso campo di concentramento per le popolazioni dell'ex Jugoslavia, no? E poi è stata caserma fino al 1996, ma qui c'è stato di tutto in questa caserma, un'operazione di comando dei partigiani nel 1944, è stato un deposito della Wehrmacht, sono stati prigionieri, c'è stato di tutto. Senta, qualcuno dice se questi muri potessero parlare? Se questi muri potessero parlare, parlerebbero anche di provocazioni, per esempio. C'erano i redentisti goriziani che erano delle minoranze che andavano a Palmanova a riunirsi con gli redentisti di là a fare grandi progetti per grandi attentati o cose del genere, ma questi muri potevano parlare, che la nostra gente di qua era fedele all'impero, non è che qui la miseria mancasse, per l'amor di Dio, però era uno Stato senz'altro amministrato meglio con un ottimo sistema scolastico. Questo veramente era un ottimo sistema scolastico. Tassin, che in certi territori dell'ex impero austro-ungarico, oggi passati all'Italia, in particolare proprio la provincia di Gorizia, esiste la famosa unità di misura doppia, no? Per chi vuole vendere una casa per i terreni, sì, no? sì. Sia diciamo, il catasto italiano che il catasto invece, che forse è quello più corretto, austriaco. Ah, neanche da mettere, qui fa fede il catasto teresiano, che è una cosa perfetta, è un qualche cosa di perfetto, veramente questo... Il famoso tavolare. Sì, fa fede, ma l'ufficio tavolare istituito da Maria Teresa segnava passo a passo ogni modifica, ogni cessione di casa ed è preziosissimo.
Del resto qui Maria Teresa anche nella Bassa Friulana ha iniziato le bonifiche, insomma è stata una sovrana illuminata, è lei proprio che ha creato la riforma scolastica nel 1774, anche se dobbiamo dire che quelli che hanno tentato capillarmente di mettere in piedi la scuola sono stati i francesi durante la loro breve occupazione, e dopo questo ha dato l'aire ad andare avanti, e verso metà dell'Ottocento in pratica una buona parte della nostra gente era scolarizzata, tant'è vero che quando c'è stata l'occupazione italiana loro si meravigliavano molto che tutti qui sapessero leggere e scrivere, che era un fatto molto raro. Più unico che raro. Senta, questi appuntamenti lo vogliamo ricordare e sottolineare che non è un momento per dire la nostalgia di un passato che non c'è più, ma per raccontare invece quello che effettivamente come si viveva, sì, qual era il tempo. Ma insomma. certo, ma per niente nostalgia. Per esecrare la guerra, questo sì, almeno da parte mia, non si può celebrare una guerra, bisogna esecrare una guerra, casomai ricordare tutte le disgrazie che ha portato e che ci ha portato un sacco di dittature, ci ha portato i dritti, noi il fascismo, poi il nazismo in altre parti, e tutte le dittature possibili e immaginabili in mezza Europa ha combinato soltanto dei disastri, quindi non so proprio che cosa si debba celebrare, anzi un sacco di spese di queste le potrebbero risparmiare e dedicare alla cultura. Ecco, non a caso siamo qui perché questa ex dogana diventerà centro museale, un centro museale dove si potrà riscoprire e riassaporare quello che era il territorio a quei tempi e non solo. Sì, ma secondo me io avrei un'idea più avanzata, diciamo, non per farmi bello delle mie idee, ma un'idea più avanzata nel senso di non farne un deposito di robe vecchie, qualcosa anche sì per ricordare, come le diceva lei, epoche, zone di confine, immagini e via discorrendo, ma soprattutto per capire la mentalità del confine. I confini erano di solito pacifici, confines, terre che si intersecano, che si scambiano, si agitavano soltanto quando i potenti davano gas alle loro genti per scagliarle una contro l'altra. Questo era il confine quindi è arricchimento, il confine possiamo parlare di quello che Celso Macor definiva, come ho detto la volta scorsa, il confine buono. Noi dobbiamo studiare questa mentalità di confine, casomai per abolire i confini. Non vede cosa succede adesso in Ucraina, noi pensavamo che avesse finito di soffiare il vento del nazionalismo, invece qua torna l'uragano del nazionalismo e quello porta sempre morte, distruzione e ulteriori disgrazie. Chiudiamo dicendo: trarre dal passato la positività per un futuro migliore? Sì, però l'uomo purtroppo non impara niente. La nostra professoressa diceva, di metodologia storica, diceva che la storia è neutrale, nel senso che dice negli abissi in cui è caduto l'uomo, ma dice anche che si può risalire, ma storia magistra vitae proprio no, magari fosse così, magari. Gentili telespettatori, è tutto per quanto riguarda questa seconda puntata, vi ringraziamo ancora per l'ascolto e vi diamo appuntamento per la terza puntata di Là e di Cá dal Club alla vigilia della Grande Guerra.